La ringrazio per questa domanda su cosa ne penso del piano Incalza. È un ottimo piano che noi di Rete Civica, particolarmente io, lanciai addirittura nel maggio 2016, quando attraverso questo movimento pioniere della luce della ragione in mezzo al terrapiattismo, diciamo, no pontista che ha isolato la Sicilia dai treni, abbiamo detto che con i residui di tutte le programmazioni europee, dei fondi, dei vari PON, POFES, PAC, FSC, FAS, che sommano oltre 120 miliardi ogni 7 anni, con i residui si possono tranquillamente trovare quei miseri 4 miliardi di euro che connetterebbero 5 milioni di siciliani, solo 500 milioni l'anno, in 7 anni, in 8 anni, per avere 5 milioni, cioè il sud vero, connesso con l'Italia e dando ai cittadini siciliani gli stessi benefici, le stesse opportunità che hanno tutto il resto degli italiani, sardi compresi. Oggi è venuta l'onorevole Gelmini, portata dall'onorevole Siracusano, che si sta battendo con Rete Civica in un modo fortissimo per abbattere questo muro, realizzare questo ponte e realizzare l'articolo 16 della Costituzione italiana violata da 60 anni per noi siciliani. Il problema della insularità è venuto fuori, i soldi ci sono, si può fare subito e consentitemi di salutare dicendo ponte e libertà.